pronti per la prossima vittoria? Adesso ho i neri. Vediamo cosa giocherà il mio avversario. Wow, Sergio, vediamo. Si è deciso, cavallo C3, D5. Perché lui stava controllando E4 e adesso io non voglio lasciarlo controllare quello. Giochiamo questo. La difesa Scandinavia. Vediamo un po'. Questo somiglia tanto a qualcos'altro. Alfiere C4, glielo stiamo bloccando. Mi fa piacere che sono riuscita a sviluppare il mio alfiere campo chiaro sull'ala di re. Ok, giochiamo un C6, così si scorda di spingere il pedone in D5. Sviluppiamo anche l'altro cavallo. Adesso mi sta arrivando un'idea. Perché non fare la rocco lungo, giocare H5, H4 e tentare di farli matto? Voglio giocare alfiere F4 e io non glielo lascio fare. Voglio fare H6 e andare a cambiare quell'alfiere? Forse non vale la pena. Ok, cavallo E5 si sta preparando. Se io porto il cavallo al centro, non penso che voglia sacrificare niente qua. Dai, facciamo H6 così porta l'alfiere in E3 e quindi non può più giocare cavallo E5 dopo. E se lui cattura F6 mi fa comodo rimanere con la coppia d'alfieri. Potrei anche giocare cavallo G4 e andare a cambiarli quell'alfiere. So che dovrei fare la rocco corto e giocare con molta calma, però non mi sta molto nel carattere, quindi tenterò di fargli scaccomato anche a lui. Bene, vediamo come prepariamo noi una rete di matto. Ok, questo non te lo do. E poi grazie, perché quando vengo G5 arriverà con un colpo attaccando il cavallo, quindi mi sta venendo incontro. Dovrebbe giocare F4. Vuoi cambiare quell'alfiere? Ok, se lo vuole cambiare va bene, così riprendo di torre e sono già pronta per raddoppiare. Benone. Ok, sì, porto il cavallo al centro, da lì posso portarlo in F4. Se lui me lo cambia riprendo di pedone così apro la colonna G. Sensato? Penso di sì. Oh, quel cavallo sta diventando forte. Togliamolo e adesso perderà un pedone. E vi farò subito vedere come. Ok, mi piaceva anche un F5, però meglio andare a prendere il pedone quando si può. Vorrei prendere F3 ma non lo faccio. Non gli lascio la casella F5, quindi catturo col pedone C. Ok, anziché darmi H2 preferisce darmi il pedone sulla colonna D. Cosa vuole prendere A7? No. Ok. Devo stare attenta comunque un po'. Cosa faccio? Gli lascio il pedone in A7. Quasi quasi glielo lascio. Perché voglio farli matto. Ok, quasi quasi se l'ha preso. E vuole giocare torre per E5 e donna per E5, alfiere D4 e prendere in H8. Mi va bene il cambio perché apro la colonna H e li faccio matto. E allora, come andrà lui ad attaccarmi la rocco? Non può fare C4 perché riprendo di pedone, tengo la C chiusa.
Donna E3 vuole cambiarmi la donna. Ok, mi sta minacciando l'alfiere, cosa faccio? Se ritiro l'alfiere, alfiere B6 per prendere in D8. Se catturo G3, donna per E5. Wow, guarda cosa li minaccio adesso. Donna per E5, pedone H2, re H1, donna C6. Donna B8, re D7 e minaccio D4, attacco di scoperta. Vediamo dove scappa. F1 escluso, grazie. Non mi succede niente qua. Ah, ma questa non è proprio una minaccia di 4 perché ha donna E4. Avrei dovuto avere il pedone in F5. Va bene, ho sacrificato l'alfiere per qualche pedoncino, ma lui non sta proprio al sicuro con questa diagonale. Ok, deve giocare alfiere di 4 per bloccare il pedone. Ma secondo me lui sta pensando a donna B8. Che io lo invito a fare, certamente. Ok, 26 mosse, sto meglio col tempo. Ok, vediamo. Non ho una posizione vantaggiosa, però magari riuscirò ad ottenere qualcosa. Non capisco perché ci metta tanto tempo a pensare. In questi casi non bisogna complicare le cose. Ok. Bene. Riesco io a portare la donna in F3? Questo è il dilemma. Donna C4, donna D3, donna F3. Però lui giocherà donna E2 per non farmi arrivare là. Allora... vuole cambiare le torri e questo si capisce. Bene, cosa faccio io? C3. Vediamo se ha il coraggio di dare la donna per 2 torri, così rimane con alfiere 2 torri per la donna, anzi no, perché alla fine ho D4. Quando lui prende un H8 con l'alfiere ho D4, scacco di scoperta e gli prendo la torre. Quindi non gli conviene. Dovrebbe raddoppiarsi le torri, forse. E mi va bene. Continuo il mio piano. Donna C4. Seguito da torre prende per E3, torre prende per E3, donna F1 matto. Ok, però secondo me ci sta mettendo troppo per pensare e anche il tempo è un fattore determinante nelle partite a lampo e quindi sbrigati, sbrigati! Mi sta preparando un matto classico. Dai, tocca a te, 2 secondi, dai, dai! Non si capisce cosa è successo, però non ha più continuato la partita. Comunque, chissà, magari il mio attacco avrebbe funzionato lo stesso. Comunque, grazie mille per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!